Il servizio TPL, trasporto pubblico locale, a inizio anno passa da CTV ad Arriva Veneto, ma il timore di chi vive nelle frazioni e non ha altri mezzi per potersi muovere di sentirsi abbandonati e finire con l'essere segregati in casa. Per spiegare il funzionamento del servizio a chiamata, che dovrebbe essere attivo al di fuori della fascia oraria scolastica, l'assessore al trasporto pubblico Maria Rosa Bosco Lochio ha organizzato degli incontri in ogni frazione. La chiamata del servizio potrà avvenire attraverso un'apposita applicazione di Arriva Veneto con un anticipo di 24 ore. I residenti si stanno già chiedendo che fine farà la corsa nelle fasce orarie scolastiche quando ci saranno le vacanze invernali, le vacanze pasquali, le vacanze estive. Si andrà solo a chiamata prenotando il servizio con un anticipo di 24 ore o si manterranno tali corse? La mancanza di un trasporto pubblico costringerà alcuni ad avvicinarsi al centro, abbandonando la frazione proprio per la mancanza di un servizio pubblico essenziale. Il servizio a chiamata, ci dicono, era già stato testato molti anni fa, ma si era concluso con un flop. La sua attuazione sarebbe pensata per abbattere i costi del servizio. Sarebbero garantite quindi solo 5 corse per la linea 3 verso Cabianca Civè, altrettante per la linea 4 verso Rosolina, 6 quelle garantite verso Calino e Isola Verde, tutte le altre a chiamata. La linea 8 per Brondolo e poi verso il parco commerciale del Clodì ogni 20 minuti. Per quanto riguarda le altre corse, ogni mezz'ora la corsa 1, la 2 ogni 25 minuti, ogni 45 minuti la 6 e la 7. L'assessore lo ha definito un avvio emergenziale sperimentale la cui efficacia sarà rivista a fine febbraio. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.